Va ora in onda Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Buongiorno Antonino, di nuovo a te la linea. Buongiorno caro Andrea, grazie ancora una volta del tuo lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buongiorno, bentrovati, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, mercoledì 12 di agosto. Sono le 12:08, buon pranzo, vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semmivarin, videopillole e molto altro ancora. Ma adesso partiamo, avete ascoltato Robert Miles con Children del 1996. Io ne ho parlato con Don Fortunato Di Noto, questo coraggioso sacerdote siciliano, fondatore e presidente dell'associazione Meter ETS in quel di Avola, in provincia di Siracusa, e abbiamo fatto il punto sulla situazione. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Andrea, grazie. Allora, il mio ospite graditissimo che torna è Don Fortunato Di Noto, lo state vedendo sui nostri canali video, sacerdote siciliano, fondatore dell'associazione Meter, che da oltre 30 anni si occupa di combattere la pedofilia e la pedopornografia online, ma anche di tutelare l'infanzia. Don Fortunato, allora, lei in questi giorni è apparso su The Globe and Mail, che è insomma, l'equivalente al Corriere della Sera canadese, è comunque uno dei quotidiani più prestigiosi del Canada, e è stato oggetto di una narrazione. Mi hanno molto colpito le parole di una studentessa, di una giovane professoressa, 34 anni, Antonella, mi pare che si chiami, se non ricordo male, che Alessandra, che ha detto, insomma, in lui ho trovato un padre, e poi dice che alla domanda chi è per te Fortunato Di Noto risponde un santo e scoppia a piangere. Don Fortunato, a che punto è la notte nella difesa dei nostri figli? Beh, innanzitutto pensare alla difesa dei nostri bambini è sempre cadere nella notte, nell'oscurità, perché non dovrebbe mai accadere che noi dovremmo difendere, tutelare i bambini, cioè in effetti farebbe parte della natura umana quello di stare in protezione i nostri bimbi, i nostri bambini. Quindi, però, ahimè, il male, la malvagità dell'uomo, le scelte che tanti uomini e donne fanno nei confronti dei bambini li provoca sofferenza, dolore, fatica, soprattutto è incomprensibile quello che di fatto poi accade attraverso la perversione sessuale che anche sia organizzata a livello pedocriminale nel mondo, e quindi di conseguenza i bambini sono sempre di più oggetto della perversione sessuale di moltissimi uomini e moltissime donne nel mondo. Quindi non è limitata, come dire, contenuta, anzi al contrario, stiamo notando, ad esempio, quello che faccio fatica sempre a dire, a parlare, la questione dell'abuso sui neonati in aumento vertiginoso, con cose veramente indicibili, impossibili da pensare,
che già di per sé la violenza e l'abuso sui minori è un fatto gravissimo, però pensare che si arriva a bambini di 30 giorni, 20 giorni ad abusarli, a massacrarli, ucciderli in un certo qual senso, veramente questo arriva a qualcosa di oltre, e questo provoca automaticamente un blocco emotivo, una possibilità di un muro che non riusciamo a scalfire, perché di fatto, e ti ringrazio perché mi dai la possibilità di parlarne, nessuno ne vuole parlare. Cioè, questa è la cosa ancora più grave. Cioè, nessuno vuole mettere in evidenza questo dramma umano che coinvolge milioni di bambini. Qui non stiamo parlando di uno, due, ma anche se uno, ecco, voglio dire, è un fatto grave, certo, molto grave. Fortunato, sono io che ringrazio lei per quello che fa da più di 30 anni e ci ha sempre messo la faccia in mezzo alle volte a polemiche che definire ridicole è stato quantomeno fargli i complimenti. Purtroppo quello che io ho constatato in questi nostri quasi 20 anni di amicizia è che c'è sempre l'idea che in fondo è un problema per altri ed è sempre un problema confinato a 2 o 3 sporcaccioni. Quello che non si è mai capito, che lei da 30 anni dice: guardate che questa è industria criminale, industria che non ha assolutamente mai subito contraccolpi da crisi, Covid, guerre, carestie, quello che volete, e che continua a sfruttare in maniera disgustosa degli innocenti, spesso anche sfruttando la stupidità delle persone, perché oggi con i social, io mi ricordo qualche tempo fa, sfida tra mamme, pubblicate le foto dei vostri figli. Questa è tutta foto, sono tutte immagini per pedofili che si possono scaricare, basta fare clic con un tasto destro e fare tanti bei pacchettini di immagini, o tutti questi che postano foto dei figli appena nati in sala parto mentre fanno il bagnetto e quella. Sì, l'abbiamo capito che avete l'utero e che avete fatto figli, però il punto è, qui non c'è più il concetto di intimità, qui abbiamo vite sotto i riflettori. Leggevo un commento, un meme qualche giorno fa su Facebook che diceva: pensate, questa generazione sarà la prima che potrà rivedere su una timeline, grazie alle fotografie, tutta la sua vita, dall'inizio fino alla fine. E io questo lo trovo raccapricciante perché cioè, vedere tutta questa memoria ossessiva, io, ma la vita non è fatta solo di io. E la pedofilia è invece io, che per soddisfare il mio piacere più schifoso non esito a mettere sotto un neonato, non esito a sfruttare dei bambini nei paesi più poveri del mondo e così via. Eppure non c'è una presa di coscienza neanche da parte della politica. Io vorrei dirlo. Walter Veltroni, tanto ormai è fuori dalla politica, lo possiamo dire. Una quindicina d'anni fa disse: il mio impegno lo metto anche nel mio programma elettorale, è la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Forse sarebbe il caso, visto che ci avviciniamo alle prossime elezioni, sarebbe il caso che la politica decidesse una volta per tutte, ci fosse un partito che con coraggio prende e scrive: noi siamo contro la pedofilia e la pedopornografia, vogliamo dare più soldi alla polizia postale, vogliamo introdurre il reato dei reati più forti, perché i reati ci sono già, i magistrati la sensibilità ce l'hanno e grazie a Dio ringraziamo i giudici che fanno tutto questo. Però poi siamo sempre lì a quello che le disse una volta un giudice: io il mio dovere l'ho fatto, dopodiché però non posso fare tutto io. Cosa c'è da fare, don Fortunato? Ma c'è da fare di continuare sempre pensando che almeno qualche bambino possa essere strappato da queste nuove forme di schiavitù, perché sono nuove forme di schiavitù, e soprattutto essere consapevoli che forse non arriveremo noi a strapparli tutti dalla schiavitù, però cerchiamo in tutti i modi, per quanto è possibile, di creare un punto di riferimento visibile e credibile e soprattutto trasparente, cioè perché ad esempio Meter in questa estate non sta andando assolutamente in ferie, anzi al contrario, ha aumentato i servizi, ha aumentato la possibilità del numero verde 845 52 70, ha la possibilità di poter essere contattato anche attraverso
i social, basta digitare Associazione Meter e siamo presenti in tutte le piattaforme social, anche perché ci siamo resi conto che proprio giorni fa un bambino a Catania è stato adescato in pubblica piazza e molestato sessualmente in pubblica piazza con la tecnica dell'avvicinamento, la tecnica della possibilità di creare un rapporto di gioco, che poi non è diventato un gioco, ma è stata una vera e propria violenza sessuale. Ecco, per dire, oppure abbiamo fatto 10 regole per un'estate sicura, dicendo sempre di più di stare molto attenti, perché non è qui il problema di fare o non fare una foto ai bambini o di metterla o non metterla sui social. Il problema è che i bambini sono i prediletti dei pedofili e i pedofili vanno dove sono i bambini e i pedofili cercano fotografie dove sono bambini, anche le cosiddette pedosoft, cioè quelle semplici fotografie che poi comunque con la manipolazione dell'intelligenza artificiale possono essere denudati e immesse nel mercato, ecco, delle gallery pedopornografiche nel mondo, che sono vastissime e molto complicate anche come sistema di divulgazione. Cosa fare? Fare informazione, dire alla gente che non si è più soli, incontrare i giovani. Io soltanto nel mese di luglio, nei prossimi giorni incontrerò altri centinaia di giovani. Ho incontrato più proprio in estate, quell'estate che uno dice ma dobbiamo soltanto vivere il nostro riposo, però tanti giovani, sono quasi più di 1500 giovani ho incontrato nei campi scuola, negli incontri, abbiamo fatto anche un pellegrinaggio dei giovani, ho accompagnato 500 giovani. Ecco, per dire, parlare con molta serenità e responsabilità della bellezza della vita umana, del rispetto del proprio corpo, del mettersi anche in gioco per diventare protagonisti dell'amore dei piccoli o dei propri compagni. Ecco, io credo che innestare una cultura bella e buona deve essere costante, perché non possiamo noi agire soltanto ed esclusivamente quando c'è un'emergenza, uno scandalo e poi magari tutti ci strappiamo sia i capelli per chi ce li ha e sia anche i vestiti. No, qui dobbiamo sempre costantemente, come una specie di attività prioritaria, far sì che questo problema venga detto con responsabilità, senza tanti allarmismi, anche che cos'è poi allarmismo, fino a un certo punto è un grande allarme pensare, chi mi ascolta, dire abusare i neonati, uno dovrebbe fare la guerra sociale, certo. Non so, cioè, già solo questo basterebbe per mettere non nel programma politico di un partito l'impegno che i bambini non si toccano e devono essere al primo posto, mettendo risorse, mettendo attività particolari, indirizzate, perché ci è sfuggita questa storia, ecco, per quanto riguarda gli abusi, la pedofilia, la pedopornografia, nonostante l'impegno dei programmi nazionali, nonostante la buona volontà, ecco, di qualche politico che si impegna per far sì che questo fenomeno venga sempre più contenuto o almeno contrastato. Qui stiamo parlando di livelli anche un po' superiori, non dimentichiamolo, qui stiamo parlando anche di criminalità organizzate. Non lo dico io, perché qualcuno potrebbe dire, beh, Don Fortunato stamattina si è bevuto forse un po' di cognac, che è un po' folle. No, qui stiamo parlando che non c'è più polizia al mondo che non parla di organizzazioni pedocriminali, cioè nel senso che i bambini sono business, fruttano, vengono rapiti, venduti, vengono sfruttati, vengono come dire, proposti, ecco, come una merce di scambio a pacchetti, a secondo le preferenze, a secondo le situazioni. Allora, poi c'è anche dentro, che ne parla pochissimo, ma tu ben sai, ne abbiamo parlato tantissimo, sulla cosiddetta delle lobby pedofile e culturali o pseudoculturali, questa storia dell'orientamento che in fondo non fanno niente di male, i bambini ci stanno, i bambini possono manifestare attraverso un loro consenso la disponibilità per le relazioni sessuali, ci sono manifesti ideologici, ecco, tante situazioni. Però noi non dobbiamo demordere, cioè non dobbiamo continuare cercando di anche dire la verità, anche dentro la Chiesa, cioè la Chiesa
ha vissuto momenti drammaticissimi e ancora oggi, ahimè, qualcuno continua a fare quello che non dovrebbe fare. Ecco, la cosiddetta tolleranza zero è dire non può accadere che un prete possa abusare di minori, assolutamente, è intollerabile, è una vergogna che non possiamo noi dire e pensare pazienza è una, come dire, una debolezza, una fragilità. No, qui non c'entra niente la debolezza e la fragilità, qui c'entra la perversione e un disordine morale, personale e interiore che un prete o un vescovo aggrava il problema. Quindi non possiamo noi pensare che dobbiamo, come dire, coprire ciò che non è da coprire, anzi bisogna scoprire e avere un po' di rossore di vergogna. Del resto, se mi permetti, i file di Epstein, cioè quelle storie che vogliono tutti ne parlano, ma nessuno ne dice niente. Io ho fatto soltanto un post, molti me l'hanno chiesto anche a livello internazionale, ma lei non dice niente riguardo a questo. Io ho detto semplicemente una cosa, io mi pongo sempre dalla parte delle vittime, perché tutto parliamo fuorché delle vittime che anche si sono suicidate, si sono tolte la vita. Questo è uno dei più grandi scandali, ma del resto chi controlla i controllori? Esatto. Questa è la verità. Ma Don Fortunato, senta, in questa società sono venute alla ribalta alcune idee sui nostri figli. Gliene dico una. L'Australia che impone questo divieto di uso dei social agli under 15, i ragazzi che l'indomani mattina si fanno un altro profilo dichiarando un'altra età o facendolo aprire a qualche amico sopra i 15 anni, aggirano il profilo e se ne fregano. In Europa vogliono introdurre in vari paesi questo divieto. Ciononostante però si parla di abbassare l'imputabilità da 14 a 12 anni. E ricordo tra l'altro che in questo paese a 14 anni ci si può già legittimamente, ci si può sposare, ci si può unire in matrimonio e così via, e si è penalmente perseguibili. Allora, quando è che sono ancora bambini e quando è che cominciano a crescere questi qui? Cioè, ti puoi sposare, puoi legittimamente mettere al mondo un figlio superata una certa età perché hai il consenso sessuale dopo i 14 anni, però non puoi andare sui social. Non capisco cosa sta saltando qui. Ma sta saltando il fatto che non siamo capaci di fare progetti educativi che mi permettono fin dalla tenera età di educare i bambini al rispetto di sé e anche alla navigazione sicura. Cioè, internet è un mondo da abitare. Chi lo abita? Lo abitano le persone, non è che lo abitano gli animali o i cani o le giraffe o il leone. Internet è fatto per l'uomo. Ecco, mettiamo le cose in chiaro. E quindi è l'uomo che deve essere educato ad una gradualità dell'accesso di questi mezzi di comunicazione che sono potentissimi. Cioè, è come dire, quando mai ho pensato di dare a un bambino di 8 anni la guida di una Ferrari, di una macchina, di un aeroplano? Quindi ogni cosa deve essere certamente dato, usufruito, educando ad un rispetto di sé dentro questi mondi da abitare. Cioè, il web è un mondo da abitare e nel mondo di abitare chi lo abita? Gli uomini. Nel mondo sia reale che virtuale lo abitano persone normali, persone un po' disturbate, persone che hanno dei problemi, persone che hanno una sofferenza, chi lavora, chi non lavora, chi lo usufruisce per scambio di armi o scambio di bombe atomiche o eventualmente di fare una guerra ibrida attraverso il virtuale. Ora, ai bambini proibire, secondo me il concetto di proibizione non corrisponde al concetto di educazione. Invece educare i bambini significa investire di più, ecco, in percorsi di conoscenza del web, in percorsi di responsabilità e della tolleranza, delle regole da rispettare. Noi come associazione Meter facciamo sempre tante campagne riguardo alle regole. La regola ti salva la vita. Cioè, in fondo, quando andiamo noi nelle scuole e incontriamo decine di migliaia di studenti ogni anno, noi proprio battiamo non sul proibire, perché tanto
la proibizione, come dire, quando ci fu il proibizionismo per quanto riguardò l'alcol, Sì. ma tutti bevevano, anzi bevevano di più, perché le fonti criminali guadagnavano di più. Quindi la proibizione deve corrispondere soprattutto ad un abbassamento del proibire, ma un innalzamento dell'educazione. Educazione significa tirare fuori dentro le cose buone, le cose belle. I nostri ragazzi non sono stupidini, sono molto intelligenti, però sono molto più fragili di quelli di 50 anni fa, 60 anni fa, perché la loro fragilità si mostra nella loro solitudine. Ad esempio, dobbiamo educarli che internet non è vero che mi rende sociale, mi rende spesso isolato, ecco, non mi permette di vivere una dimensione serena della mia vita. Gli hikikomori, no? Questi ragazzi che si chiudono in se stessi, nelle loro stanze, soltanto con uno schermo, è la dimostrazione di un sintomo di una società schizofrenica, una società che dimentica la realtà delle relazioni. Quindi è vero che gli stati stanno provvedendo, però ad esempio io direi gli stati dovrebbero in un certo qual senso aumentare il contrasto agli abusi, forse quello sì, per tutelare maggiormente i nostri minori, per individuarli nelle fotografie che sono state già prodotte, per evitare il problema dell'adescamento. L'Università di Dublino ha fatto una bellissima ricerca in un anno, ha detto che 320 milioni di minori sono stati adescati sessualmente online in un anno. Quindi c'è qualcosa che non va. Allora, io credo che gli stati sì devono impegnarsi sempre di più, ovviamente, a garantire sicurezza, responsabilità, però ad esempio perché non investire in risorse affinché ogni scuola venga aiutata a scoprire maggiori percorsi per utilizzare bene e responsabilmente l'online. Ma Don Fortunato, pare invece che qui l'unica cosa di cui si debba discutere a scuola sia il sesso. No, ma non è così, no. Allora io non condivido che la scuola deve occuparsi dell'educazione sessuale e affettiva. La scuola deve essere una scuola di prospettive, una scuola che mi educa alla mia a essere cittadino serio, a vivere nel rispetto della tolleranza, della diversità, per carità di Dio. Però è anche vero che noi non possiamo dare in mano ai docenti, magari senza genitori, la possibilità di educare alla vita sessuale o affettiva o alla sessualità. Poi bisogna capire che tipo di sessualità io voglio educare, qual è la sessualità. Non a caso noi sappiamo benissimo che spesso non corrisponde ad una graduale crescita della vita, ad un'accelerazione, ecco, delle relazioni affettive, sessuali precoci. A volte non abbiamo noi una dimensione, più proiettiamo per la questione del preservativo che non del preservare, ad una vita bella, saggia, ad una vita corporale che possa esprimere la bellezza del corpo stesso che il buon Dio ci ha dato e che ha capacità di vivere relazioni d'amore, ma relazioni anche di apertura alla vita. Cioè, in fondo il corpo noi l'abbiamo non soltanto per soddisfare un bisogno sessuale, l'abbiamo anche soprattutto per chi ha la possibilità, per chi la può vivere, per chi ha questo dono di aprirsi alla vita in un'umanità che deve sempre essere crescita. Il dono della vita nasce dalla relazione sessuale, una relazione responsabile, non banale, non approfittare della debolezza o dell'emozione. Beh, qui si aprono canali di discussione enormi. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net.
però la scuola non può ridursi a fare anche una lotta ideologica o chi la vince di più perché deve passare un'idea, qualcuno dice è giusta, può essere anche sbagliata, un'idea sbagliata delle relazioni affettive e sessuali, ma poi perché non devono essere i genitori in primis? Perché non devono essere poi educatori conosciuti e riconosciuti che sappiano indicare le buone vie anche per i nostri ragazzi? Noi sappiamo benissimo la devastazione che accade quando ci sono rapporti precoci. Io posso testimoniarlo, io sono un parroco, confesso, tantissimi giovani, io sto a contatto con veramente migliaia e migliaia di giovani, e a volte vivono situazioni di dramma, cioè non se ne parla mai, ad esempio, dell'aborto dei nostri, che fanno i nostri minori, tante volte anche non in maniera lecita, proprio perché... Allora, la vita di relazione è una vita bellissima, bisogna saperla vivere con bellezza, con equilibrio, con sicurezza di vita e soprattutto nella prospettiva della felicità. Don Fortunato, per chiudere, come li dobbiamo difendere questi nostri figli? Cosa possiamo fare per loro? Ma innanzitutto credo che loro devono, oggi più di ieri, hanno bisogno di punti di riferimento certi, di testimoni autentici a cui loro possono eventualmente rivolgersi. Noi col Centro Ascoltometer abbiamo questa possibilità e vi posso garantire che tantissimi adolescenti, minori, ma anche genitori assieme ai loro figli, si rivolgono a noi per tante situazioni di, non per forza abuso sessuale o eventualmente abuso sessuale virtuale, tecnologico, però hanno bisogno di punti di riferimento. E poi credere nella bellezza dei giovani, credere nella possibilità che questi giovani è una bellezza che non può essere soffocata. E quindi di conseguenza la nostra presenza di adulti, la bellezza dell'adulto è offrire una grande eredità, che non è solo morale o di valori, è un'eredità che nasce dal fatto che per essere felici bisogna saper vivere bene questa vita. Io dico sempre ai ragazzi, guardate che la vita è una, tu sei unico, sei protagonista di te stesso, vivila bene, ecco, non bruciarla con tappe che non arrivano a niente, ti lasciano soltanto ferite, che magari ci possono stare, le ferite possono essere feritoi di luce poi, ecco, possono diventare bellezza sanata, come si dice. Allora, io credo punti di riferimento, punti certi, innestare nel cuore dei nostri ragazzi che ci sono persone che le vogliono bene. Non è vero che il mondo è così cattivo, l'uomo è così cattivo che vuole calpestare soltanto la loro dignità o fare guerre. Certo, in un mondo di guerre, in un mondo lacerato da discordie, da divisioni, da un malessere sociale evidente, chiaro, da un ruolo non educativo da parte degli adulti, questo incide negativamente. Però io credo che i giovani, questo è il messaggio che voglio lasciare, devono sapere che c'è qualcuno che li vuole bene. La mia vita assieme a Meter, come parroco, come sacerdote della Chiesa Cattolica, sto cercando di dare una possibilità, una testimonianza. Io questo ci credo, ci voglio credere fino in fondo, già sono arrivato a quasi 64 anni di vita e credo che ne valga la pena vivere così, ecco, pensare che è possibile anche aiutare solo uno a ritrovare la felicità che era stata perduta nel tempo. Don Fortunato, io non sono un bravo intervistatore, ma Gianni Minà diceva che questa è l'ultima domanda che il bravo intervistatore deve porgere, allora gliela porgo. Che cosa farà domani? Beh, domani, come al solito, la mia vita è una vita molto semplice, diciamo che è semplice. Mi alzerò, innanzitutto pregherò, loderò il Signore, farò una buona colazione di una bella granita siciliana, andrò in parrocchia, lavorerò in parrocchia, Meter continua la nostra missione a servizio dei piccoli, celebrerò la Santa Messa ogni giorno, non è mai mancata nella mia vita la Santa Messa da quando ho iniziato a avere la prima comunione, e la forza che mi dà l'Eucaristia è la forza che mi dà la possibilità di sorridere ancora al mondo nonostante le bruttezze del mondo, e sperare sempre che la vita risplenda come una stella luminosa, ecco, per tutti, perché tutti abbiamo l'opportunità di vivere questa unica vita e cercando di dare bellezza a chi eventualmente la bruttezza gliel'ha tolta o gliel'ha macchiata.
E mi piace vivere, mi piace essere un prete e sono felice di essere prete, un cristiano e soprattutto un uomo che vuole contribuire a questa umanità qualcosa di buono, ecco, affinché possa splendere questa bella umanità che è a immagine e somiglianza di Dio, dato che, perdonatemi, sto facendo quasi una predica, Dio è amore e credo che poi alla fine della vita l'unica cosa che resta è aver amato o non aver amato. È vero. 800 455 270 se volete contattare l'associazione Meter, oppure www.associazionemeter.org. Grazie Don Fortunato. Grazie a voi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Suad Sbai, che voglio ringraziare ancora una volta. Vi ricordo che la nostra Suad è una collega, è giornalista, è onorevole ed è responsabile di 2 dipartimenti interni al partito della Lega. Il primo è il Dipartimento Immigrazione e Integrazione, l'altro dipartimento è quello delle pari opportunità. E allora cominciamo innanzitutto con una cosa che mette assieme sia l'immigrazione che le pari opportunità. 20 anni dalla morte di Ina Salem, Suad, tu di questi drammi te ne sei occupata. Che cosa resta di Ina? Che cosa resta di questa storia? Che cosa abbiamo imparato e che cosa no? Ben trovata intanto. Grazie dell'invito, sempre un piacere parlare con voi. Che cosa è rimasto? È rimasto che intanto Hina non c'è più, come le tante Hine che hanno vissuto nel nostro paese, che poi hanno trovato la morte solo perché alla fine volevano essere libere. Cioè, alla fine che cosa è la libertà? È quella di avere un fidanzatino, quella di uscire con le amiche nel pomeriggio, andare a prendersi un caffè in giro con le amiche, quella di vestirsi con un jeans e una maglietta, e purtroppo hanno ritrovato la morte non nel Sri Lanka o nel Bangladesh, hanno ritrovato la morte nel nostro paese. Questo è il dramma che purtroppo una certa sinistra non riesce a capire o non vuole capire, fa finta di non capire, che alla fine sembrava, no, il loro tema, diritti delle donne, invece sono girati tutti da testa dall'altra parte. Io mi ricordo, perché siamo presentati anche parte civile, anche se non ci avevano accettati perché nel nostro statuto non era specifica la parte civile, e poi l'abbiamo messo e abbiamo seguito il processo fino alla Cassazione, anche se qualche giudice ha voluto dare l'attenuante culturale, religioso ai genitori, e lì noi abbiamo fatto veramente un muro, una barricata per dire no, abbiamo convinto, insomma, tra virgolette, qualche giudice, e così è andata. Però come Hina ci sono tante Hine che hanno creduto nel nostro paese, hanno creduto nella libertà, e
invece hanno trovato la morte, hanno trovato come Sanaa, come Sanaa Fali, come Saman, come sempre a Novellara, sempre nella Toscana, sempre a Bologna, sempre a Modena, sempre quella zona lì che troviamo un pensiero molto diciamo radicalizzato. Non generalizzo, ma è una realtà purtroppo. E come dicevo, come Hina ce ne sono state tantissime. Hina è l'acido nella ferita, cioè che uno pensa, no, di venire in Occidente, vivere la sua libertà, no, tranquillo, invece non è stato così. Come Rashida è una cosa che ancora non passa, diciamo, è la morte di Rashida, ecco, vorrei ricordare all'ascoltatore che non conosce Rashida che viveva a Brescello, giusto perché puliva quella chiesa, forse voleva avvicinarsi, eppure è stata, ecco, condannata con una fatua da una certa comunità, è stata uccisa poi del marito perché ha osato. E vorrei, ecco, ricordare anche Rashida è rimasta 55 giorni nell'obitorio, quel corpo non lo voleva nessuno, non lo voleva certo chi l'ha uccisa perché ha dato mandato, non lo voleva nemmeno associazioni, non lo volevano neanche le associazioni, diciamo, italiane, di donne italiane, non lo voleva l'istituzione, non lo voleva. Quel corpo è stato abbandonato totalmente, finché ecco, ricevette una telefonata da carabiniere chiedendomi cosa facciamo da questo corpo lì. Mi è caduto tutto, pensavo che era uno scherzo, invece non era uno scherzo. Rashida ha lasciato 2 bimbi piccoli e abbiamo combattuto finché rimanessero in Italia, e quel corpo poi è venuta questa mamma anzianissima del Marocco a recuperarlo. Abbiamo, ecco, fatto tutta quella trafila allucinante, straziante. Perciò delle volte rimango allibita quando in Marocco ci sono associazioni di convertiti a altre religioni, compresa il cristianesimo, e invece nel nostro paese, che è l'Italia, che è il cuore dell'Occidente, il cuore della cristianità, vediamo morire perché si è fatta una scelta, e quella scelta l'ha pagata con la morte. E purtroppo ce ne sono tanti, e qui qualcuno deve mettere ordine a queste cose. Abbiamo, per carità, lavorato tanto per sensibilizzare, perché se no nessuno l'avrebbe saputo, né di Hina, né di Rashida, né di Saman. Invece hanno lasciato il segno, e questo deve, secondo me, le seconde generazioni devono andare a scuola a studiare queste tematiche, a studiare quello che è successo nel nostro paese, quello che succede nel nostro paese. Quelli che vogliono abbracciare lo Stato islamico andassero a vedere invece cosa succede nel nostro paese. Lo Stato islamico non ha nulla da dare a queste persone se non la morte. Ecco, tanto per chiarirci, il problema è che non se ne rendono assolutamente conto. Senti, ma cosa possiamo fare per far emergere queste donne, quest'Islam che invece vorrebbe vivere in pace senza fare attentati e semplicemente integrandosi nella nostra società?
No, non sarei clemente con nessuno, cioè chi ha scelto la radicalizzazione va mandato via a casa o con il permesso, con la cittadinanza. Non è porta poco, perché la cittadinanza non vuol dire che tu prendi la cittadinanza e devi rimanere tutta la vita con un pensiero molto radicale che abbraccia la morte e rimanere nel nostro paese. Secondo me l'integrazione non vuol dire che prendi una cittadinanza e sei integrato. L'integrazione è una cosa sacra, una cosa che va seguita, che va onorata, chi non la condivide e condivide altri pensieri, che è quello del male, e condivide rapporti con la jihad o con il pensiero jihadista che gli ha fuso il cervello a questi ragazzi, gliel'ha fuso proprio il cervello. Basta vedere il ragazzo di Modena che esce, prende la macchina e uccide chi uccide l'infedele. Sarebbe quello che gli ha dato la possibilità di vivere in questo paese, che l'ha cresciuto, l'ha mandato a scuola, l'ha mandato all'università, gli ha dato la libertà. Invece hanno fatto tanta di quella radicalizzazione anche tramite web, anche tramite moschee piccoli che tutti chiamano moschee fai da te, ma moschee fai da te non devono nemmeno esistere, cioè proprio non ci deve nemmeno essere proprio l'esistenza. O la moschea ha un suo imam che è andato a scuola, che abbraccia tutta la Costituzione e il rispetto di uguaglianza. Ok, ci sta, ma moschee fai da te, tanto per dire, cioè moschee fai da te, quelli vanno chiusi non oggi, 20 anni fa, e senza ma non c'è non dobbiamo barattare, che ne so, una questione che secondo me non deve nemmeno esistere. Il problema è che sono anni che combattiamo, ma rispetto della religione, la libertà religiosa, sì, ma questi non gli frega niente della libertà religiosa altrui, gli frega di abbracciare questo pensiero jihadista e uccidere l'infedele, quello italiano, quello occidentale, quello anche musulmano che non la pensa come loro. E questo secondo me dobbiamo essere chiari. Io prima di dare un permesso di soggiorno, se non vai a scuola e non porti tua moglie a scuola, i tuoi figli a scuola, tu quel permesso non lo prendi. Prima di parlare di permesso a lungo termine, prima di parlare di cittadinanze, prima di parlare... Questa roba sono 25 anni che lo diciamo e lo ripetiamo. Io spero che si sta facendo qualche cosa, lo vediamo, lo notiamo, ma bisogna essere ancora più... io non voglio sentire questa parola, è fuori di testa. Fuori di testa di che? Uno che prende la macchina, uccide la gente, scende dalla macchina con tanto di coltello, di macete e voleva uccidere altri. Cioè, ma questo non merita di vivere in questo paese, ma secondo me è sbagliatissimo continuare a tutti quelli che prendono coltelli e chiamarli matti. E allora se sono tutti questi, sono tutti matti, allora bisogna cominciare anche nelle scuole a fare un screening su i ragazzi, chi è matto, chi non è matto, e seguirlo perché alla fine è una scusa, perché molti vanno dal psicologo un mese, un anno prima dell'attacco. Anche questo fa parte del progetto dei Fratelli Musulmani. Vanno dal psicologo per far capire che hanno un problema, in modo di attenuare la pena, oppure attenuarla. E questo non va bene. Tu puoi essere matto, puoi essere quello che ti pare, 30 anni di galera li devi fare, ma nel tuo paese.
Esatto, sono pienamente d'accordo. A proposito di jihadismo, i servizi segreti spagnoli, quindi non proprio la bocciofila, dicono che tra quelli che sono arrivati a Ceuta molte ci sono degli appartenenti alla Jihad islamica. Addirittura la nostra Francesca Musacchio qualche giorno fa sul Tempo scriveva, e l'ho detto in trasmissione anche qui, scriveva che ci sono dei detenuti ex di Hamas che Israele ha espulso, si dovevano rilocare lungo tutta l'Africa del Nord, però invece hanno trovato in Ceuta la valvola di sfogo per poter raggiungere l'Europa. Ecco, Suad, ma che sta succedendo a Ceuta? Il Marocco fa davvero una guerra ibrida alla Spagna come sono alcuni spagnoli? Ma intanto i jihadisti già ci sono in Italia, bisogna cominciare a pensare a quelli che ci sono e quelli che arriveranno, chiaro, quelli che arriveranno già lì all'istante, non avere nessuna pietà su questo, però bisogna pensare a quelli che sono già nel nostro paese, quelli che minano, no? La tranquillità del nostro paese, quelli che portano avanti il progetto di radicalizzazione, di fratellanza musulmana, che vanno messi fuori legge da anni e ancora siamo timidi, diciamo, nel decidere di metterli fuori. Ce ne abbiamo tanti, ce ne abbiamo parecchi, ce ne abbiamo tanti nelle piccole moschee, ce l'abbiamo anche in alcuni giovani di seconda generazione, non parlerei di terza perché non siamo ancora alla terza, siamo alla francese, e pensare di che cosa fare con questi qua, cioè nel senso riformare un po' la questione, portarli sì, riportarli dove? No, intanto metterli in qualche centro di rieducazione. Cioè, centri di rieducazione sono importanti per vedere un po' chi sono i radicalizzati e quale livello di radicalizzazione. Perché io vorrei ricordare, mi sono occupata per 3 anni nella penitenziaria del tema radicalizzazione. Io vi assicuro, il radicalizzato non si deradicalizza. E l'abbiamo visto con quello che è andato a uccidere, è tornato a Berlino, è andato in Siria, è ritornato, messo in un centro di riabilitazione e tutto. La prima uscita cosa ha fatto? Ha preso il coltello e ha cominciato la macchina ha cominciato a uccidere le persone. Cioè io non e questo è un tema. Dobbiamo essere chiari, Antonino, su questo. Se non c'è un ufficio che si occupa solo di questo, non è che se ne devono occupare tanti e poi non se ne occupa nessuno. Serve un ufficio specifico sull'immigrazione e un ufficio sulla radicalizzazione. Tutti non possono occuparsene, perché si possono occupare per 1 mese, 2 e poi mollano. Questo è un tema che lo porteremo purtroppo per noi per tantissimi anni. Allora, per portarlo tantissimi anni servono degli esperti, gente che conosce il tema e un ufficio speciale, in modo di quando uno reagisce e dice ok, questa persona non avrà più la possibilità di radicalizzarsi. È un pericolo, sarà sempre un pericolo. Questa persona va riportata a casa, perché l'unica cura vera è quella di portarli a casa, perché lì si curano sicuramente, ma anche la casa dei genitori, perché se è quello di origine siriana va portato in Siria. Lui ci è andato tranquillamente da solo. Se c'è andato vuol dire che non era in pericolo, eppure c'è ritornato. Altre persone vanno riportati nel loro paese, perché lì si deradicalizzano. Questo l'abbiamo visto perché hanno un programma migliore del nostro, come il Marocco, come anche la Tunisia, che se ne occupano veramente della radicalizzazione. A Ceuta sì, passaggio è talmente ovvio,
Il problema è Sanchez ha regolarizzato più di 600.000 e alcuni parlano anche di 1 milione di persone senza un lavoro. Cosa vuol dire? Questo è un danno che fa all'Europa, vuol dire che chi governa la Spagna è contro tutto l'Occidente. Come si fa a regolarizzare senza un lavoro tutta quella gente e che sa che tanto quelli non rimangono nel suo paese, io li regolarizzo, tanto se ne vanno in Italia, se ne vanno in altri paesi. E questo vuol dire giocare sporco e fatto bene Meloni, ha fatto bene il governo a chiudere, e devono ancora, secondo me, chiudere ancora di più. Tutti quelli che sono stati regolarizzati non devono mettere il piede nel nostro paese, anche se hanno preso 14-15 jihadisti, comunque quelli arrivati dalla Spagna, e questo già ci dovrebbe far riflettere e ci deve fare anche, per questo serve un piano Marshall, diciamo esagerata, ok, ma un piccolo piano Marshall che si occupa solo di questo tema, con la scuola, con l'università, e portare avanti la questione, perché da sola è chiaro che non si risolve. Se solo li mandiamo via 1, 2 o 3 e poi non abbiamo la situazione in mano, quello che succede nel nostro paese, questo è grave. Invece bisogna metterli, avere un ufficio specifico, non dico ministero, perché no, un posto grande che si occupa solo dell'immigrazione, perché poi chi paga? Pagano gli italiani e paga anche quello regolare, quello che vuole vivere nel nostro paese tranquillamente, quello che vuole lavorare, quello che vuole partecipare alla vita sociale, economica del nostro paese. Questi non hanno questo progetto, questi seguono il progetto della fratellanza musulmana, e questo progetto della fratellanza musulmana sta durando molto tempo e secondo me non va più sottovalutato. Chances più quello che è successo, lo sappiamo tutti, è partita una chiamata sul social partita dall'Algeria, che Sanchez regolarizzerà altri 600.000 persone, e lì sono andati via anche quelli che non hanno bisogno, cioè anche per il fatto di dire sono in Europa, sono andato via, persone che non hanno nemmeno riflettuto che cosa andavano a fare. È chiaro, l'Algeria boicotta totalmente la questione, sappiamo da anni, quella marocchina, e continua a farlo perché il loro obiettivo di vita, ma c'è anche gente matta, perciò l'obiettivo di vita è quello di dare fastidio a un paese che sta sviluppando, un paese che comunque tiene migliaia e migliaia e migliaia di immigrati che vengono dall'Africa, li blocca nel suo paese per non farli venire in Italia, e poi si trovano all'improvviso la Spagna che regolarizza tutti, e lì è successo il blackout, come per dire ah sì, allora te li mando, regolarizza tutti e via. Cioè, non è successo così, è successo più per l'ondata di messaggi. Io l'ho visti, venite che sarete tutti regolarizzati, entro questo giorno dovete trovarvi tutti a Ceuta. E molta gente disperata e non disperata, perché molta gente portava l'iPhone in mano di 1.100 euro, la gente che insomma non aveva bisogno di andare via. Il problema è che quando non si dialoga, e quando c'è la malafede, perché Chances è molto malafede, secondo me è uno dei pochi che è rimasto legato a Soros e compagni, e quelli vogliono la distruzione, vogliono la destabilizzazione dell'Occidente, e questo non glielo dobbiamo permettere.
assolutamente. Noi lo dobbiamo permettere, servono delle sanzioni vere all'Algeria, anche la stessa Spagna, delle sanzioni anche su questa regolarizzazione, perché non è corretto, certo. Assolutamente. Senti, io devo chiudere, però un'ultima cosa che ti chiedo: il governo italiano come si sta comportando in tutto questo? Benissimo, io devo dire benissimo, deve continuare così, non deve cadere nell'errore, no? della polemica, del trovare qualche cosa tanto per criticarlo. No, sta andando bene, andrà molto bene. Bisogna essere ancora più uniti, non a questioni, diciamo, non a messaggi urlati, non servono a niente, e invece bisogna lavorare. Quello che dico al governo oggi, ha un bel piano Marshall, sarebbe il piano Marshall, è una grossa parola, però è importante invece di mettere un piano dove si segue questo tema pericolosissimo avanti, perché no, un bel centro dove si occupano proprio solo di questo e non avere pietà con nessuno, perché chi si radicalizza va via, è un reato penale, non me lo fate passare per pazzo, perché nessuno ci crede, ormai neanche i sassi ci credono, perciò questi hanno tutto meno di essere pazzi, questi hanno un progetto politico, economico, sociale che portano avanti con i soldi che vengono dall'estero, i soldi che finanziano questi personaggi, quei paesi canaglia che purtroppo noi trattiamo. Molto bene, Suad, io ti ringrazio molto e al piacere di sentirci presto. Allora. Vi ringrazio e buon estate, quello che è rimasto dell'estate. Grazie ancora. Per la tua